Scatman's World. Wow, amici del grande wrestling, un saluto dal comandone veneziano. Siamo su WWE 13 e ragazzi, iniziamo la modalità Universe. Allora, ok, noi siamo a Raw. Ecco i roster. Questo è il roster di Raw. Eccolo qua, ragazzi. Un roster bello cattivo, ragazzi, a mio parere più competitivo rispetto a SmackDown. Ok, questo è quello di SmackDown. Eccoci qua. Dai ragazzi, ho messo livello leggenda, quindi se perdiamo i primi match, insomma, dobbiamo fare un po' come la realtà, ragazzi, cominciare piano piano per arrivare al titolo di campioni del mondo. Ok. I titoli CM Punk, Raw, Sheamus a SmackDown, poi Intercontinentale, The Miz, Stati Uniti, Santino Marella e Truth e Kofi Kingston, dei campioni di coppia. Ok, buono, vediamo le graduatorie. Il comandone veneziano è 22esimo. Ok, allora il primo contendente è John Cena di CM Punk, va bene. Allora match, allora c'è Drew McIntyre, Ric Flair, Dolph Ziggler con Jake Swagger, con Primo, con Epico, poi Brodus Clay, The Miz, The Rock, Otunga e John Cena, Chris Jericho. Ragazzi, ora possiamo già andare contro The Miz magari per provare, possiamo, come si dice, non si può interferire in questo incontro. Beh, intanto qua andiamo, simuliamo Drew McIntyre, Ric Flair, va a vincere Ric Flair, il Nature Boy domina. Poi Dolph Ziggler con Jack Swagger, Primo e Epico. Va a vincere Dolph Ziggler. Brodus Clay. Ma perché non posso interferire? Vabbè, aspettiamo questa prima giornata, andiamo da soli perché voglio fare le cose, cioè voglio che siano loro a mettermi nel palinsesto di Raw. Ok, vediamo qua. Grande Brodus Clay, sulle barre del Miz. The Rock, David Otunga. Va a vincere The Rock, quindi per nessuna sorpresa John Cena, Chris Jericho. Vince Yo-Yo John Cena, ragazzi. Ok, Raw è finito, andiamo a Superstar HD. Eccolo qua, ragazzi, si comincia, cioè, mi hanno messo a Superstar HD, ragazzi. Drew McIntyre, Kumenda, veneziano. Vai. Ok. Aspetta un attimo che non mi ricordo una cosa, però sono proprio una pippa. No, aspetta un attimo. Io devo giocare. Scusate ragazzi un attimo. Allora, gioca, ok. Entrata sì. Drew McIntyre, comanda veneziano, primo match in WWE per il comandone, ragazzi. Si sperando di non cappellare, mi pareva non so scegliere prima con chi andare, va bene, insomma andiamo. Eccolo qua, Drew McIntyre, ragazzi. L'avversario che si può battere Drew McIntyre. Eccolo qua. Eccolo qua Drew, ragazzi. C'è veramente un'entrata più lunga di quella di Goldberg. Eccolo qua. Drew McIntyre. Making his way to the ring. From Ayr, Scotland, weighing 256 pounds. E adesso andiamo con il comandone veneziano, la stellina veneziana. Dai comandone. Eccolo qua, bello come il sole, il wrestler italiano. Eccolo qua, in tutto il suo splendore, pronto a debuttare in WWE.
Ragazzi, chiaramente le intro le faccio vedere sempre perché sennò ci mettiamo 52 anni. Ok. Vai ragazzi, livello leggenda, quindi le dura. Prossimo contro McIntyre, che insomma sulla carta non è proprio un fenomeno mostruoso, però non si sa mai. Ah, ok, perfetto. Buono, vai. We welcome you to WWE Superstars. Siamo ancora Superstar, quindi siamo ancora un po' delle pippe. We're starting off strong, Michael, and things are just going to keep getting better. Merda. Anche voglio cominciare bene, ragazzi. Bastardo. Oh, a huge slam. Drew comincia. Puttana inizio. Oh, grande comenda. Dai, cuore italiano. Dai, cuore italiano. Suplex. A suplex like that takes a lot of power and delivers a lot of impact. Again with the clothesline. Clothesline. A swift kick. Mamma mia, il comenda inizia alla grande. Ragazzi, non si sa mai, a questo livello di difficoltà basta un attimo. Anche se Drew veramente, insomma, dai, non possiamo non vincere con questo. Oh man, what impact from that suplex. And he gets out of the way. Occhio. Oh, grandissimo comandone. Quello del comandone c'è, mamma mia, che inizio per il veneziano in WWE. Dai ragazzi. Non siamo qua a pettinare le bambole, ragazzi. Merda, contromossa di McIntyre. Contromossa di McIntyre. Merda. Vaffanculo. Turned inside out. Drew McIntyre goes behind. Troppo presto. Attenzione, momento un attimo di panico comediano. Non fa respirare, ragazzi. Bravissimo, dai. Dai, comandone. Vai. E vaffanculo, Drew. Il comandone come parametri è forte, ma non fortissimo, perché contro 88 rispetto ai mostri come CM Punk, Triple H, eccetera, Undertaker, su difficoltà buone. Questo è il mio gioco, ragazzi, di velocità, di corsa, un po' così. Bravi. Porca puttana. Merda, para la porca di quella zoccola. È un match equilibrato, purtroppo è un match equilibrato. Fanculo. Ok. Ricordo solo che siamo a livello leggenda, ragazzi, siamo a Superstar. Drew McIntyre non fa proprio respirare sto fio della mignotta. A livello leggenda faccio proprio fatica, A textbook suplex. Fio della mignotta. Niente, non sa più respirare. Attenzione, difficoltà, l'asso italiano. Niente, è troppo prevedibile, ragazzi. Troppo prevedibile. What a body shot. Dai, adesso bisogna veramente fare una serie di mosse. And there's the toss. And he touches that one. Merda, contromossa. And that series ends in deadlock. Neither one of these superstars cambiare continuamente le mosse, ragazzi. Dai. Caught the leg. Wow. Sharpshooter. Maledetto stronzo. Dai. Drew reverses it. Striscia. Drew with a nice counter. What a counter by McIntyre. Watch it. And he powers out. Bravo. Hold on, where's he going? Ok. No, ho sbagliato, sono un pippone, cazzo. What's he planning here? Calma. Gran calma. Cosa vuole fare? Whoa, watch out! Oh, merda. The announce table is getting torn down. Vai, comandone, gasati. Muovite. No, bastardo, troppo ancora. È un comandone un po' troppo credibile. Look at the pressure being applied to the back and neck. Dai. Ok. Hey! And he fights out of it. Che fatica, ragazzi. Che fatica. And there's an elbow drop. Oh, wait. No, mi sono fatto no, cazzo, no. Drew Bravo. And he breaks the cover. Thank you, ladies and gentlemen, for tuning in Ancora, to ma WWE Superstars. Christian sei. Vaffanculo DDT. Bisogna stare calmi. No, he's in position, ready to strike. Dai. Ti prego, non pararla. Vai, comandone. Dopo difficoltà. Jackhammer. Vai. E adesso se ne deve andare, ti prego. Dai, lo voglio la prima vittoria in WWE.
McIntyre had won. Now, who does a methodical pace benefit, Ken? Well, whenever the dominating competitor takes his time, it gives everybody a chance to catch the breath. So I don't know. Oh, c'è il comandone, è in difficoltà, il comandone è in difficoltà. Avoids the impact. Ancora Drew McIntyre recupera. Maledetto Drew. Ma Dio, Christian se l'è fatta anche la mossa, non serve a niente. I don't know what's going to happen here. And again he moves to the outside. Niente ancora, sono coglione, ragazzi, è ufficiale. He's putting those educated feet to good use. No. Oh no. Wait a minute, Cole, what's he going to do? What an impact from the knee. Arriva la prima sconfitta, ho paura, Non riesco più a pararne una, non riesco più a pararne una, ragazzi. Aia. That'll get you some attention. Ai ai ai. Bam! And he's heading back in. Entriamo. He is definitely going to have those ribs looked at after this match. Vabbè, sono distrutto, fiori. Wait a minute. Refusing to give in there. What sheer determination. Niente da fare. Grande come non è meno male. This attack to the Skull King. One has to be thinking about the possibility of a concussion. Oh yeah. Any one of those shots could give you a concussion. Niente da fare, ragazzi, le dura. Le dura, questo primo incontro è veramente dura, che siamo contro un coglionazzo. Drew will be feeling that one tomorrow. Ancora, ma come cazzo fa a pararmele tutte? Mamma mia, che primo match. Hey, wait a minute, what's he doing here? Novità, anche lui c'è la finisher comunque, devo stare molto attento. Basta, eccola qua. Ai ai ai, ai ai ai. Basta, è finita, ragazzi. È finita. È finita, ragazzi. È finita. Sì, grande commenda. What a maneuver to drop Drew McIntyre. Bravissimo. Proviamo lo schieramento. Ti prego, dai un po' di culo, dai un po' di culo. Niente da fare. Vai, proviamo la seconda, speriamo bene. Speriamo bene. Vai ragazzi, seconda. Seconda, dai. Uè! Grande commenda. Dai, 1, 2, 3. E con la sofferenza il comando della porta a casa del primo match in WWE. Grandissimo comandone, è nato la superstar. Come ho fatto non lo so. È andata bene che era Drew McIntyre, ragazzi. Grandissimo comandone, grandissimo. Grandissimo Graziano. Grandissimo comandone. Grande vittoria, grandissima vittoria. Tra 4 settimane, Extreme Road. E va a vincere il comandone la prima vittoria, ragazzi. Ric Flair va al Venice. Vediamo, va a vincere ancora Ric Flair. Antonio Cesaro, Yoshitatsu, vince Yoshitatsu. Brock Lesnar, The Rock, che match. Va a vincere il Brocca. Jimmy Uso, Damian Sandow, vince Damian Sandow. E ok, finito. Play the game. SmackDown. Christian Jimmy Uso. Vince Christian. Jinder Mahal, Justin Gabriel, vince Mahal. The Great Khali, unico The Great Khali. Booker T, Cody Rhodes. Daniel Bryan, Randy Orton, Daniel Bryan. Ok. La prima settimana è andata. Ok, e si torna a Raw. Invece deve debuttare a Raw. Guarda, qua tag team, va il Venice, Goldberg contro Tensai e McIntyre, dai Goldberg. Ah, Goldberg perde con Tensai, brutta cosa questa. Zack Swagger con Dolph Ziggler, epico con primo. Vince, epico, The Miz, Brodus Clay. Vince Brodus Clay, David Tunga, Santino Marella. E John Cena, Chris Jericho. Ok, finito. Andiamo a Superstar. Non mi hanno messo, quelli qua posso interferire. Vediamo un po'. Un po' dura, vuole interferire però. Andiamo. Voglio andare contro. Vado contro McIntyre a questo punto.
Vai. Visto che mi ha rotto i coglioni. Dove sei Kumain? Dove sei? Eccolo qua. Perfetto. Drew McIntyre Battista. Vorrei dare una mano a Battistone e vorrei rompere i coglioni a Drew. Prima faida, ragazzi, è una faida un po' di merda, però contro McIntyre va benissimo. Ai ai ai. Vediamo un po'. Vai, Battista e McIntyre. The ref's calling for the match to start and here we... Oh no! Bella. E arriva il comendone, guarda, arriva il comendone. Arriva il comendone. This match is erupted. We need to get some order in this now before something really bad happens. Vai, eccoci qua. Vai Drew. Ciao Drew. E il comendone. Mossa finale, Jack Back. Sì. Ciao ragazzi, scusate. Jack Keller. Perfetto. Dai, arbitro di merda. Bravo. Dai. Ciao Drew. 1, 2 e 3. E Battista va a vincere. Grande comendone. Il comendone ha aiutato Batista. Tra 3 settimane Extreme Rules. Ok, perfetto. Qua andiamo, no, qua non serve. Ancora Ric Flair sta dominando. Sandon, Cesaro Tatsu, vince Cesaro. Mankind, Kane ha sconfitta per cane. SmackDown. Ok, qua Triple Threat Match, Jay Uso, Azo, o quello che volete, Yoshitatsu e Scotty Shorty. Non li conosco questi qua perché è un po' che non guardo il wrestling. Vince, oh, Yoshitatsu in forma. Oh, match tra zoccoletto, madonna, Lita, madonna. Grande Lita che va a vincere, The Great Khali, Jinder Mahal, ok. No, ho sbagliato, sono un coglione, ufficiale. Sono un deficiente ragazzi. Purtroppo il comendone ogni tanto è un po' cretino. Questi sono i problemi comendiani. No. The ref's calling for the match. Come si fa a mettere Goldust? Abbandona il match. Ma dai, Goldust, io sono con tutto rispetto. Ecco. Forse è andato giocato, speriamo di no. No, meno male. Play the game. Cerchiamo di non fare cappelle, ok? Andiamo piano, tranquilli. Ok, commenda veneziano. Prima faida, McIntyre comendone, ragazzi. Se non è il massimo, però ragazzi voglio cominciare come nella realtà, cioè non posso cominciare subito contro, non so, contro The Undertaker o Triple H. Con calma, portiamo a casa tutto. Cioè, non dobbiamo preoccuparci. Vai. The ref's calling for the match to start and here we... Oh no! Ok. Dai, ritorna il comendone anche a Raw dopo Superstar, ragazzi. Un comendone che ce l'ha proprio con McIntyre. Vai. Ok, ragazzi. E il comendone massacra ancora McIntyre. Arbitro, sveglia. Arbitro. Vai, arbitro. Deve avere Extreme Rules o regole. Andare contro McIntyre. Bella. Grandissimo comendone. Qui stiamo prendendo su anche Battista. Ragazzi, siamo proprio 5 coglioni McIntyre. Perfetto, allora qua Dolph Ziggler, match contendente 1, Dolph Ziggler e Jack Swagger contro il primo epico, sarà per il tag team. E vince Dolph Ziggler, Brodus Clay, The Miz, Brodus Clay, The Rock, Otunga, The Rock, CM Punk, John Cena, madonna, che bello. Vittoria per CM Punk. Vai Superstar.
Jimmy Uso, Daniel Sandow. Vince Jimmy. Goldberg Tensai, madonna, Tensai distrugge Goldberg, veramente incredibile. Natalia, Mike Tyson, Ric Flair, Batista, questo me lo godo, va a vincere, Ric Flair scatenato in questo periodo, JBL, Barrett, vince Barrett. Ok. Il pregalatore The Rock, il primo contendente, John Cena secondo, Stone Cold terzo, Edge quarto, il Comendone 22esimo. Un po' in difficoltà Bill Goldberg in questo momento. Ok. Io voglio vedere per United States. McIntyre è il primo. Ok. Ok. Però qua mi fanno fare pochi match, mi sta girando un po' i coglioni. SmackDown. Christian Gabriel. Christian Ryback, Rikishi, Ryback, Unicom. Mahal, Booker T, Rhodes. Ok, Del Rio, Mark Henry, Daniel Bryan, Randy Orton. Ok, perfetto. E siamo già nell'ultima settimana, ragazzi, per Extreme Rules or Regulates. Vai. Rick Flair, Goldberg. Andiamo ad aiutare Bill Goldberg. Adesso vediamo che veramente non mi fanno fare neanche un match, perché veramente dobbiamo andare a modificare il palinsesto. A questo punto aspettiamo, siamo ancora all'inizio, non ne abbiamo di tempo, siamo abbastanza veloci, riusciamo a fare in un video tutta un mese di... Cioè in 12 video alla fine vai a finire una stagione, quindi insomma siamo abbastanza tranquilli. Ric Flair, Goldberg. Ric Flair, Bill Goldberg. Il comune sta interferendo dappertutto, ragazzi. Devo far notare, ragazzi, cioè, un comandone esibizionista. Ok, Raw Super Show. The ref's calling for the match to start and Bella. here we... Oh no! E arriva il comandone ancora, l'uomo che interviene sempre. Bella. Now the bell hasn't sounded. The referee's down, but he hasn't seen a Dai thing. Goldberg che ti dà una mano, grande Bill. Ciao Rick. Been turned inside out with Ciao a Ric huge Flair. clothesline. Well, I think it was an accident, but man, did that look painful. Bam! The Prince, can he capitalize? He wasted. Vai, arbitro. Perfetto. 1, 2 e 3. Ciao Rick. Buono. Cazzo, devo salire nelle gerarchie, cazzo, del McMahon. Dai, mettimi nei match, stronzone. Ok, qua tag team. Va a vincere il team di Kingston. Ok, Clay The Miz. Otunga The Rock sono proprio match, sono proprio faide queste. John Cena, Chris Jericho, vince John Cena. McIntyre, Batista, vince Batista. AJ Natalia, Statucci, Rikishi, Goldberg, Tensai, ancora Tensai. Brock Lesnar, Jericho, Brock Lesnar. Tensai, poi match strepitoso. SmackDown, Damian Sandow, Angle, Kurt Angle, Christian Jinder Mahal. Ok, Great Khali unico, buono, Booker T, Rhodes. Daniel Bryan, Del Rio, Randy Orton, Mark Henry, vince Daniel Bryan, anche lui scatenato. Ok, finito il primo mese. Allora, titolo degli Stati Uniti, Marella, The Miz, McIntyre, ragazzi, vediamo se Santino Marella riesce a mantenere la cintura e vince ancora Santino Marella. Tag Team Champion, vediamo tra Kofi Kingston, Truth, Dolph Ziggler e Jack Swagger. Va a vincere ancora il team di Kofi Kingston e Truth, World Heavyweight Champion. Daniel Bryan, Sheamus perde la cintura con Daniel Bryan, incredibile. The Miz, Christian Intercontinental Championship. Vince The Miz e mantiene la cintura. Divas Championship, Phoenix, Nikki Bella. Phoenix mantiene la cintura. The Rock, Otunga, match 6. Vince The Rock. CM Punk, John Cena per il titolo WWE. Vince CM Punk e mantiene il titolo, ragazzi. Santino Marella ancora campione. Poi ha vinto Daniel Bryan, incredibile. Notizie. Daniel Bryan ha vinto il titolo World Heavyweight Championship. Molto bene. Perfetto. Ora qua vediamo John Cena
maggiore con tutti quanti i record, penso. Ok. Show, statistiche, storia. Ok, vabbè, è finito. È finito il primo mese. Ok ragazzi, allora buon adesso abbiamo finito questo primo video anche di prova del modalità Universe. Chiaramente se vediamo che non ho mai un match devo cominciare a cambiare io il palinsesto, perché sennò ci rompiamo i coglioni chiaramente. Buono raga, quindi il primo mese è andato, il mese di aprile. Adesso andiamo a maggio con Over the Limit come pay per view. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!